Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Province, unica soluzione, elezione diretta, prestissimo. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il rinvio deciso dall'ARS delle elezioni delle province in Sicilia da parte di sindaci e consiglieri comunali. Il rinvio fu deciso nell'agosto 2022 e poi impugnato dal precedente governo nazionale. Qualche giorno fa l'ARS, in attesa della nuova legge per l'elezione diretta delle province da parte dei cittadini, ha votato un nuovo rinvio che adesso cozza con la richiesta della Corte di tempestivo svolgimento delle elezioni di secondo grado. Resta un'unica possibilità: approvare immediatamente, in pochi giorni, una nuova legge per l'elezione diretta delle province senza attendere la cancellazione della legge nazionale, confidando sul fatto che il nuovo governo non la impugnerà. Legge Calderoli, frenata da 557 emendamenti. In Commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata subisce un nuovo provvidenziale rallentamento. Presentati ben 557 emendamenti anche da parte di parlamentari di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. La stessa maggioranza mostra quindi i propri dubbi su un provvedimento che rischia di spaccare il Paese. Apre cardiochirurgia pediatrica a Palermo. Avviato il nuovo reparto di cardiochirurgia pediatrica al Civico di Palermo in collaborazione con il San Donato di Milano. Sono già stati effettuati i primi 2 interventi. L'equipe medica è composta da 4 cardiochirurghi, 11 anestesisti rianimatori, 5 perfusionisti, 2 cardiologi, 47 infermieri e 15 operatori sociosanitari. 18 posti letto disponibili e 2 sale operatorie dotate di tutte le apparecchiature più recenti. Un progetto di eccellenza, ha detto il presidente Schifani. Non ci saranno più viaggi della speranza per i piccoli pazienti siciliani. Confermato l'attuale mantenimento del reparto di cardiochirurgia pediatrica anche a Taormina. 80 anni fa, sbarco alleato in Sicilia. Il 10 luglio del 1943 gli alleati anglo-americani sbarcavano nella nostra isola, che diventava il primo territorio italiano liberato dai nazifascisti. Il resto d'Italia dovette attendere per quasi 2 anni. In quei 2 anni, nell'anno successivo, in Sicilia si crearono le basi per lo Statuto dell'Autonomia, che poi diventerà parte della Costituzione. Lo Statuto costituì il patto paritario tra la Sicilia, che autonoma rimaneva parte integrante dell'Italia, e l'Italia, che le riconosceva larghissima autonomia. Regione, 16 milioni a disabili gravissimi. La Regione ha stanziato quasi 16 milioni di euro per i benefici economici in favore dei disabili gravissimi per il mese di giugno 2023 a valere sul Fondo regionale per la disabilità. I disabili gravissimi censiti in Sicilia sono 13.062. Pescatori puliscono fondali dello Stretto di Messina. I pescatori di Patti in Sicilia e di Bagnara Calabra, aderenti a Fedagripesca Confcooperative, da circa un anno realizzano con 12 imbarcazioni il progetto Pesca Sostenibile, pulendo i fondali dello Stretto di Messina. L'idea che ci siamo fatti, dicono, è quella che senza tutela dell'ambiente non vi sarà futuro per le nostre attività di pesca. In questo anno è stato raccolto di tutto, dagli attrezzi di pesca dismessi ai bidoni di olio esausto, a batterie, a tanta plastica, fino a pannolini pneumatici e rifiuti domestici. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.